che avete riservato a noi, ma attraverso di noi poi alla storia di Sergio, che rimane il motivo per cui stasera siamo qua, che ha ispirato questo romanzo a fumetti, questa graphic novel, e che oltre ad aver fatto questo ha ispirato anche la volontà e il desiderio di far nascere una casa editrice diciamo a destra, per insomma, semplificare, che iniziasse a raccontare con questo stile, con questo medium che è il disegno, e quindi che portasse nel mondo dell'arte, perché poi alla fine il disegno è arte, il fumetto è chiamato la non arte, le nostre storie, il ricordo dei nostri caduti nella collana degli anni 70, ma che potesse portare all'attenzione soprattutto del pubblico più giovane anche. Allora, siamo in compagnia di Marco Caracciolo degli autori. Marco, come ti è venuta questa idea straordinaria, innovativa, quasi rivoluzionaria, di ricordare un ragazzo assassinato veramente e adeguatamente rappresentato? L'idea è maturata nell'arco degli ultimi 5 anni, quando da vecchio militante milanese oramai, guardando i giovani militanti che si approcciavano alla politica, alla strada appunto dell'impegno, le strade del città di Milano, ho iniziato a immaginarmi come poter trasmettere questa volontà di storie, di racconti, di ricordi che mi era stato una volta trasmesso, come poterlo trasmettere una volta in e la volontà è stata quella di approcciare per esempio mezzi di comunicazione mai approcciato nello studio dell'ambiente, perché raccontavo e tuttora sia uno strumento efficace per parlare con i giovani. Infatti il successo che sta avendo questa esperienza, che nasce con Sergio, perché poi ha dato vita a una casa editrice, ci conforta e ci conferma proprio questo. E oggi i ragazzi è più facile prendere in mano una graphic novel, prendere in mano il libro e da questo provino poi l'interesse e la voglia di aprire una volta poi di capire assolutamente, è una nuova forma di comunicazione che sta comunque guadagnando anche delle, diciamo, fette di mercato, comunque sta scontando nel mercato editoriale italiano in maniera importante. Ferroviario poi è la prima casa editrice avevano iniziato da anni e ci stiamo ritagliando il nostro posto. Va benissimo, grazie. Grazie ai sacrifici dei nostri lavoratori che venivano discriminati nelle fabbriche, non facevano carriera, dei nostri studenti che venivano discriminati nelle scuole e nelle università, noi abbiamo mantenuto in piedi un partito tosto. Buonasera amici e amiche, in Sala del Barone, Massimo Micheli, siamo con Massimo Abbadangelo, leader storico della destra napoletana, al quale possiamo fare innanzitutto gli auguri, veramente un periodo verace, ma anche una domanda abbastanza importante, Massimo. Una sinistra tutta di contraddizioni, una sinistra che gridava, pur essendo dichiarandosi pacifista, uccidere un fascista non è reato. Moltissimi ragazzi, io ne ho avuto 39 se non memoria non mi inganno, lo squadro assassino dei fratelli Mattei, una sinistra che si dichiara pacifista ma che poi alla fine uccide. Oggi ne siamo qua a ricordare Sergio Ravelli. Io vorrei fare una presentazione del fascismo. Negli anni 70-80, all'epoca che già il mondo economico cominciava a scendere, grandi agitazioni sindacali, bisognava creare diversi. E di conseguenza chi manovrava in Italia, partiti o gruppi di potere, crearono il nemico, che in quel caso era il Movimento Sociale Italiano. E attraverso quella storia che è durata quasi un ventennio si sono nascosti per gravi spazi con la scusa che c'era il pericolo fascista. Tutto questo ha comportato l'assassinio di tantissimi giovani, tranne un paio, nessuno arrivava a 25 anni.
La mia preoccupazione è che oggi, di fronte al crack economico evidente, di fronte alla bugie che quotidianamente ci dicono la ripresa economica, quale in un settore industria, è piccola, è media e grande, dove per poter sopravvivere si stanno creando solo paninoteche e pizzerie, c'è bisogno di ricreare il nemico. E si sta rispolverando ancora una volta la vecchia retorica antifascista, cominciando dalla Presidente della Camera che abbattere tutto ciò che riguarda il fascismo, non sapendo, essendo molto ignorante, che facendo una cosa del genere diventa abbattere nel caso. Per questo motivo ne abbiamo fatto questa manifestazione. Non soltanto il ricordo di un ragazzo che fu barbaramente assassinato, ma con la preoccupazione che oggi possa ricominciare da capo. Io spero stasera, perché poi secondo le tecnologie moderne hanno fatto tutto con il web, Facebook, non c'è stata una massiccia propaganda per vedere un po' se riusciamo anche noi a inserirci in questo settore. Spero che ci siano dei ragazzi, dei giovani, molti dei quali sono sentimentalmente di destra, ma non sanno il perché. Ma soprattutto usano i piccoli, che potrebbero correre dinanzi alle truffe ideologiche degli altri. Non lo so, sono molto preoccupato. Non volevo partecipare a questa manifestazione, anche perché, essendo stato partecipe in prima persona di tutto quello che è successo in quegli anni, ho sempre un grande dolore per poter ricordare, wow, e siccome la valvola delle emozioni, essendo diventato vecchiarello, si è un po' allentata, mi commuovo facilmente quando ricordo queste cose. Spero di avere una buona manifestazione stasera. Al suo collega, e spero soprattutto che da questa piccola manifestazione possa ripartire la volontà del nostro mondo di riunirsi, finirla con queste complicazioni, finirla con questi pettegolezzi, ritrovarci perché siamo stati un grande partito, abbiamo dato grandi lezioni di civiltà e democrazia agli altri pagando prezzi altissimi, ma soprattutto vorrei che da questa sera si ricominciasse a partire per tramandare quella conoscenza che molti giovani oggi o hanno in maniera forma o non hanno a fare. Sono grazie. E su queste parole noi ringraziamo l'onorevole Massimo Abbataggio, che noi lo ricordiamo, è stato anche deputato di questa Repubblica. Su questo auspicio, su queste belle parole, noi lo salutiamo e lo ringraziamo. Grazie Massimo. Grazie a voi. Siamo con il consigliere Andrea Sambuttolo, consigliere in carica. Oggi è una giornata commemorativa importante, stiamo ricordando Sergio Ramelli, un ragazzo barbaramente anche vigliaccamente assassinato. La cosa che ne volevo chiedere è una cosa: in questa fase particolarissima dove addirittura vendere o proporre gadget del fascismo diventa reato, oggi si parla di Sergio Ramelli. Grande contraddizione del governo che parla di fascismo, che ha ancora paura di questa parola e non solo della parola, a 72 anni di distanza. Sì, questo dimostra che c'è una sinistra nel nostro paese che ormai non ha più argomenti, sembra rispolverare i vecchi argomenti del fascismo e dell'antifascismo. Uno spauracchio. Esatto, uno spauracchio e una mancanza totale di qualcosa da poter fare. Non hanno più idee, non hanno più nulla da proporre agli italiani e quindi vanno a rispolverare la vecchia dialettica della contrapposizione. E il fatto che noi oggi presentiamo il libro di un ragazzo che non era fascista, perché dal punto di vista generazionale è stato dopo il fascismo, è morto solo perché è di destra, proprio per quell'odio che la sinistra ha seminato nel nostro paese, il fascismo e l'antifascismo. Credo che sia un momento importante. Sergio Ramelli, per la mia generazione, per tante generazioni, ha rappresentato quel
il simbolo di un ragazzo pulito, un ragazzo che non era violento, un ragazzo che amava professare le sue idee, che erano valori, idee di destra, e per questo purtroppo ha pagato con la vita. Tanti di noi hanno cercato di impostare la propria militanza politica all'insegna, diciamo, di quell'esperienza di Sergio, quindi non accettando mai lo scontro violento, non accettando mai lo scontro fisico, ma restando determinati a professare le proprie idee e i propri valori. Sergio purtroppo è morto, noi abbiamo il dovere di raccontare quella che è stata la sua pur breve esistenza, il suo impegno e il fatto che venga rappresentato oggi con una grafica nuova, quindi con un libro a fumetti, in modo moderno, che serve a avvicinare anche le nuove generazioni. I ragazzi, anche diciamo, i ragazzi che vanno ancora a scuola, alle scuole medie, alle scuole superiori, devono sapere che cosa è successo in Italia durante gli anni di piombo, e credo che raccontato con una forma anche simpatica come quella del fumetto è un modo per rendere la giusta memoria, il giusto onore a un ragazzo che, ripeto, è morto solo perché colpevole di avere delle idee in testa, di voler professare in maniera pulita, democratica, non accettando mai la violenza. Purtroppo la violenza l'ha subita, ha pagato con la vita di voler essere un ragazzo di destra. Noi dobbiamo apprendere, diciamo, trasmettere alle nuove generazioni questi insegnamenti. Un libro che lo rende serio per certi aspetti, perché un libro rimane. Sì, un libro rimane, per questo veramente va tutto il mio riconoscimento a due giovani autori che hanno voluto rappresentare la storia di Sergio Ramelli in questo modo, ripeto, che sia quindi non è la solita liturgia del passato, è un modo per rendere attuale, per consegnare alla storia, per fotografare un'esperienza, una morte purtroppo improvvisa di un ragazzo che secondo me può rappresentare un simbolo anche per le future generazioni. Grazie. Sia necessario, però c'è un tema che l'opera di Caruccio e di Lamella contiene e che nel momento in cui ci si approssima alla lettura e quindi alla rievocazione di questa vicenda drammatica analogamente a tante altre vicende dello stesso tipo, è un tema che non deve e non può sfuggire. Ed è il tema che è compendiato nel titolo, perché il titolo dell'opera non è Sergio Ramelli, il titolo dell'opera è Quando uccidere un fascista non era reato. Ora Sergio Ramelli è il protagonista ed è la vittima della sua vicenda personale, che è anche una vicenda storica, perché è una vicenda che attraverso le scelte personali di Sergio Ramelli è stata analoga alla vicende personali e politiche e quindi pubbliche di tanti altri, e sarebbe potuta essere analoga, se non la stessa, a quella di tanti di noi che sono qui stasera in questa sala o altrove. Perché quando uccidere un fascista non è un reato, non è né il protagonista e non è neppure la vittima della vicenda storica, ma è il tema della storia. E il tema della storia è l'odio politico. È l'odio politico che ha segnato drammaticamente il percorso e il processo di una sola parte politica di questa nazione, che ne è stata l'esclusiva destinataria. Pietro Diodato, presidente di Area Blu, associazione culturale che sta sul territorio da tanto tempo.
presentiamo oggi questo lavoro straordinario di due ragazzi diversamente giovani che hanno presentato un lavoro importantissimo sulla tragica fine di Sergio Ramelli in un modo nuovo, in un momento particolare dove la Presidente della Camera parla di abbattere addirittura tutti i monumenti che richiamano al fascismo. C'è un importante dirigente del PD, un parlamentare che addirittura vuole rendere fuori legge chi vende i gadget del fascismo. Cosa sta succedendo in questo Paese? Ma ovviamente io salto a piè pari le stupidaggini della Boldrini e di Fiano per approdare a quello che è il lavoro, come lei ha detto, di Marco Carucci e di Paola Ramella, un milanese ed un triestino, i quali in forma romanzata raccontano la storia drammatica di Sergio Ramelli, picchiato a morte nel marzo del 1975 e deceduto dopo 45 giorni di agonia il 29 aprile del 1975. Ospitiamo a Napoli questo evento perché è importante sotto tutti i punti di vista, forse è anche uno di quei momenti in cui noi riusciamo a tenere insieme la comunità ex Messina che oggi è sparpagliata in tanti rivoli, quindi è un lavoro pregiato che hanno fatto questi due ragazzi. Siamo lieti di ospitarli a Napoli con l'associazione Area Blu, con testimonianze di alto livello, in particolare quella di uno dei protagonisti degli anni di piombo quale Massimo Abbatangelo, che racchiude in sé appunto tutte queste storie drammatiche dei ragazzi di destra che hanno difeso la libertà di opinione dei messini e soprattutto lo spazio vitale per la destra affinché poi diventasse destra di governo. Va benissimo, grazie.